Michelina Della Porta, Welfare Community Manager esperta in processi di cambiamento e attivazione di reti territoriali, e per Veneto Welfare, nell'ambito del progetto Osservatorio sul Welfare, mi occupo dello studio e di possibili percorsi di integrazione tra il welfare aziendale, contrattuale e territoriale. Un'analisi e delle riflessioni che sono volte alla costruzione di un modello di welfare integrato sussidiario. Che cosa intendiamo per welfare integrato sussidiario? Un sistema codisegnato, coprodotto, che vede un'alleanza tra profit, non profit e istituzioni, volto a facilitare e promuovere l'accesso dei cittadini ai servizi territoriali per l'assistenza, la cura e il benessere. Le esperienze di welfare comunitario in Italia sono molto eterogenee e con le parole del welfare andremo ad analizzare, attraverso interviste legate a parole chiave o a fattori comuni convergenti, quelle che sono le esperienze più rappresentative in questo ambito. È con noi Chiara Weber, Welfare Community Manager, che ci presenterà l'esperienza di Welfcare Verona. Buongiorno Chiara. Buongiorno Michela, buongiorno a tutti. Io mi occupo di progettazione e innovazione sociale per il consorzio Solco Verona e in particolare negli ultimi ormai 5 anni di un progetto di welfare territoriale che è il progetto Welfcare. L'esperienza è proprio partita 5 anni fa ormai da una riflessione sul tema della conciliazione. C'erano molti servizi che come consorzio, ovviamente cooperative socie, ci trovavamo a gestire sulla base di target di utenti, quindi servizi per anziani, servizi per minori, per servizi per disabili, ma ritornava sempre forte il fatto che i problemi non sono mai a singola categoria e che la conciliazione, l'impatto che alcune situazioni avevano sulla vita del nucleo familiare erano giocoforza molto integrate tra loro. Quindi è partita un po' questa riflessione tra consorzio, cooperative socie, questa lettura del territorio che di fatto facciamo, noi siamo sul territorio veronese, e il tema è stato in automatico, diciamo, rivolto al gioco, al ruolo della donna e al ruolo che i carichi di cura hanno sulla dimensione personale e lavorativa della donna. Di fatto una donna su 3 si dimette quando arriva un figlio, e questi sono dati che purtroppo vanno peggiorando, e più della metà delle donne soffre di una condizione lavorativa di bassa occupazione involontaria o di bassa qualità rispetto alla dimensione professionale che loro potrebbero avere. La percentuale è di oltre 13 punti superiore alla media europea, giusto per dare anche un segnale rispetto ai nostri vicini di casa, quindi una dimensione fortemente negativa. La pandemia degli ultimi anni chiaramente non ha migliorato le cose, e chi non ha avuto figli o non aveva figli aveva un tasso di occupazione decisamente più alto con chi aveva almeno un figlio minore di 6 anni, e tra l'altro sono dati che sono stati rilevati in un periodo in cui i licenziamenti erano bloccati, quindi di fatto una difficoltà reale di carico di cura sulle donne e di influenza negativa sulla possibilità di lavorare, con tutto quello che ne consegue, perché chiaramente si parla di dimensioni strettamente correlate, quindi tutto questo è anche legato alle minori possibilità che una famiglia può avere, compresi i figli, a una difficoltà anche di stress psicologico e psicofisico molto forte, e a un impoverimento di fatto di tutta la comunità, sia da un punto di vista dei consumi, sia da un punto di vista anche della perdita di professionalità che potremmo avere e che non sono utilizzate. Il rapporto, Chiara, intervengo solo per dire che il rapporto sul divario di genere globale che abbiamo letto 2 giorni fa rispetto al 2021, consideriamo che al di là del garantirci 6 posizioni in più rispetto al solito, ci dice che in Italia, come nei 156 paesi coinvolti nella ricerca e nello studio, abbiamo bisogno di
tra i 100 e i 135 anni per colmare il divario di genere. Benissimo. Diciamo che nemmeno i nipoti. Sì, perché con la pandemia in realtà quello che te sottolineavi, quello che è successo in Italia è successo in tutto il mondo. Da un lato abbiamo avuto evidente come la cura sia un concetto ancora del tutto femminile, dall'altro abbiamo avuto una grandissima crisi socio-economica dal punto di vista delle donne e professionale. Grazie. Noi l'idea, no, grazie a te, nel senso che è chiaro che la pandemia nessuno se l'aspettava, però alcuni indicatori erano già abbastanza palesi, alcune volte io dico che addirittura ci ha confermato alcune cose il periodo pandemico che magari avremmo voluto che non ci confermasse, però di fatto ha evidenziato cose che già erano in essere. Quindi l'idea che ogni individuo si dovesse portare appresso il proprio carico, anche se è un carico bello, però di fatto che fossero singole difficoltà e singole pesi che ognuno era di fatto doveva portarsi in maniera autonoma o al massimo con la propria rete, al fatto che i carichi diventano, qui l'immagine è abbastanza indicativa sulle piantine che crescono e che sono a cura di tutti, e quindi un carico condiviso non è mai pesante come un carico portato in solitudine. Quindi cosa abbiamo fatto? Siamo partiti nel 2017, scusate, ok. Abbiamo pensato a un nuovo modello di welfare che aveva alcuni pilastri, quindi abbiamo cercato di dare delle risposte concrete, perché chiaramente le esigenze esistono, quindi chi è sommerso da un carico di cura magari non riesce a trovare lavoro perché questo carico di cura è riversato solo su di lui o di lei, il più delle volte chiaramente ha bisogno di risposte concrete. Però dall'altra parte abbiamo cercato di sperimentare delle soluzioni nuove, quindi passando in primis sulle risorse che già erano presenti sul territorio. Qui è un po' un caso particolare rispetto ad altre progettualità, cioè noi non abbiamo chiesto, tra l'altro questa progettualità ha avuto dei finanziamenti da fondazioni locali, in primis la Cari Verona, e non abbiamo mai chiesto finanziamenti per servizi, ma per finanziare il processo. Cosa vuol dire? Che non avevamo definito a priori quello che dovesse servire a un territorio, ma avevamo progettato guardando di più al cambiamento atteso che non alle singole azioni. Quindi in termini di risultati abbiamo teso a creare un modello che fosse il più aperto, inclusivo e rispondente possibile, basato su di fatto due grossi pilastri, l'ascolto e la partecipazione. Quindi il progetto era in 5 poli, nodi principali della città, 3 erano proprio sul territorio cittadino, 2 erano sulla provincia, anche per avere un aspetto di lettura, di monitoraggio e poi di valutazione diverso a seconda che fosse in un contesto di quartiere cittadino o in un contesto di paese di provincia. E in ognuno abbiamo attivato veramente molte metodologie di ascolto del territorio con l'idea di passare poi alla co-costruzione, quindi attraverso la partecipazione fra i diversi attori presenti nel luogo, della situazione più adatta. Faccio qualche esempio, poi magari mi chiedi. Allora, l'innovazione non è una cosa che non esista al mondo, soprattutto l'innovazione sociale, no? Che a volte è diventata un po' di moda, non è una cosa che non è mai esistita e magicamente, tipo bacchetta magica, risolverà i nostri problemi. Può essere in alcuni luoghi un qualcosa che magari ha già fatto qualcun altro ma che lì non è ancora arrivato, o può essere in alcune determinate situazioni semplicemente unire quello che già c'è. Verona è una città che è molto anche ricca di soluzioni, di associazioni, di terzo settore, quindi spesso non è inventarsi un qualcosa che non c'era e che deve esserci, ma spesso è mettere in rete quello che già c'è.
Non che sia un lavoro meno gravoso, meno difficoltoso, però è di fatto una parte importante anche della sostenibilità poi delle azioni che vengono messe in atto a favore della conciliazione e quindi del welfare di comunità territoriale. E questo è stato fatto, di fatto, quello che noi abbiamo fatto nei 5 anni che ci hanno visto un po' protagonisti sul territorio, è stato attivare appunto questi 5 poli, 5 nodi di comunità. Abbiamo sperimentato, e all'epoca, sto parlando del 2017, non era così diffuso come in realtà è adesso, e già insomma sono anche molto contenta del fatto che se ne parli di più, 5 figure di welfare community manager che avevano il compito di diffondere anche l'esperienza. Quindi noi volevamo aprirla, ci eravamo detti, insomma, già se riusciamo ad aprire 2 o 3 poli in più siamo contenti, in realtà più di 12 realtà, alcune delle quali sono aggregazioni a livello regionale di altre regioni. Quindi di fatto siamo ancora in questa fase in cui ci chiamano per condividere, no, la modalità che noi abbiamo sperimentato sul territorio e replicarla in maniera poi di fatto anche particolare per le esigenze che ogni territorio esprime. Quindi abbiamo solo sul nostro territorio già 4 comuni della provincia e altre realtà aggregative che ci hanno chiesto a livello regionale e nazionale di appunto capire come funzionava o come ha funzionato questo tipo di sperimentazione. Volevamo all'inizio del progetto, ci eravamo messi l'idea di dire va bene, siamo in 5 realtà sul territorio più un consorzio, vorremmo coinvolgere almeno altre 30 realtà per avere veramente un livello di partecipazione. A fine 2021 avevamo coinvolto 155 istituzioni e sto parlando di coinvolgimento attivo, quindi sto parlando di persone, istituzioni, enti pubblici e privati del mondo della scuola, del mondo dell'attivismo, del mondo delle associazioni culturali, del mondo che gravita attorno alle parrocchie, del mondo, insomma, diciamo le realtà che normalmente creano il tessuto territoriale, no, di un luogo, hanno progettato, coprogettato, cogestito e attivato con noi, quindi anche un livello di coinvolgimento che non è quello sì, so che esiste il progetto, magari ci passo, però, ma anche proprio di dire ho capito che questo tipo di dimensione richiede un investimento e mi ci metto in prima persona con risorse, ovviamente le risorse che ognuno ha, quindi economiche, di persone, di volontario, di territorio, di luoghi, di spazi, quindi insomma siamo arrivati a un livello di coinvolgimento molto molto alto. E poi garantito. Su questo volevo legarmi perché di solito si parla molto di codisegno, coprogettazione e poco di coazione. E la coazione è fondamentale poi per un agito comune, no? Soprattutto l'idea che hai dato prima, cioè che l'innovazione di fatti è anche attivare delle azioni di sistema locale, delle reti territoriali complesse, multi-stakeholder, che siano in grado di sperimentare degli interventi di innovazione. Quindi non la semplice aggregazione della domanda, ma la costruzione di nuovi servizi che rispondano realmente ai bisogni emergenti e che siano quanto più flessibili e ibridi e aperti. Quindi anche la parola superare la parola inclusione è anche questo elemento di innovazione, perché ancora siamo legati all'idea di integrazione, di inclusione, ma invece quello di cui si dovrebbe parlare è proprio di apertura, della possibilità di partire da 5 realtà, farle diventare 12 e aprirsi a 155 che arrivano nel corso del tempo e che obbligatoriamente portano ulteriore innovazione. Sì, e ti aggiungo che la coazione è il tassello principale per arrivare alla sostenibilità, perché poi è inutile che si parli, chi lavora nel nostro settore lo sa, siamo tutti bravi finché ci sono dei finanziamenti, e poi la vera sfida è che i processi permeino, entrino nel territorio in maniera talmente pregnante che poi alla fine il territorio ha sperimentato delle modalità che finanziamento o non finanziamento, che tu ci sia, che non ci sia, vanno avanti.
e quindi questo fa parte dell'idea che non sono stati spettatori di un processo, ma protagonisti e attori, quindi insomma questa cosa è stata forse la parte più forte per poi garantire il fatto che a finanziamento finito il progetto di fatto continua. E continua proprio perché non avete creato nuovi luoghi, non avete creato nuove realtà, ma avete valorizzato e potenziato quello che già era. Esatto, e abbiamo anche coinvolto chi magari faceva alcune cose, magari fatte molto bene, però in ottica settoriale, quindi solo su un pezzettino, e ormai la vita non è più settoriale, l'integrazione è forte e quindi è anche giusto che ci sia una specializzazione, ma deve essere messa appunto in un sistema, allora così dà risultati anche maggiori. Certo. Rispetto ovviamente agli utenti, perché poi noi dobbiamo dare anche risposta di questo, pensavamo di coinvolgere 500 donne e siamo riusciti di fatto a triplicare con lo stesso, ci tengo a dirlo perché spesso le nostre realtà si guardano bene dal parlare dell'aspetto economico. Con lo stesso investimento economico abbiamo triplicato perché? Perché quando coinvolgi le istituzioni del territorio, quando coinvolgi, riesci ad apportare delle sinergie che a livello di servizi non potresti, cioè un servizio costa X e tu lo moltiplichi, quindi alla fine anche a livello di budget rimane una cosa molto definita. Quando invece attivi processi, è diverso perché i processi, se funzionano, rispondono anche a molte più persone, attivano molte più persone di quelle che potreste attivare con una semplice moltiplicazione rispetto a un servizio. Quindi noi abbiamo più che triplicato quello che ci eravamo messi come obiettivo e abbiamo di fatto offerto più di 7.000 ore di servizi di conciliazione, che per noi significa un valore recuperato. Abbiamo attivato sul progetto anche una valutazione di impatto fatta da un ente esterno, quindi abbiamo anche dei dati specifici, però l'idea è quando io ho il mio carico di cura impegnato, recupero ore che possono essere dedicate a 360 gradi a un benessere di tipo lavorativo, posso lavorare di più, posso lavorare più tranquillamente, a un benessere di tipo psicologico, posso curarmi di alcune dimensioni mie perché so che la dimensione comunitaria risponde anche alle mie esigenze di cura e di conciliazione, posso partecipare ed essere parte attiva di quei processi, quindi noi abbiamo avuto donne che si sono avvicinate chiedendoci appunto portando un problema di conciliazione e sono diventate risorse. Ci sono alcune le abbiamo anche intervistate, sono delle storie molto belle di persone che poi sono diventate veramente risorse del progetto, sia hanno anche avuto possibilità di trovare un lavoro, alcune che non l'avevano, altre hanno messo in gioco quelle che erano le loro risorse che avevano loro e che di fatto non erano riuscite ancora ad esprimere. Quindi un valore che non è solo economico, ma anche sociale e comunitario, che è quello che noi crediamo generi un benessere realmente condiviso. Quindi questo è un po' chiarissimo. Chiarissimo, e mi allaccio a quest'ultima tua sintesi, cioè mettendo in evidenza quanto il potenziamento in realtà degli strumenti e delle misure di conciliazione non sarà mai sufficiente se non è accompagnato poi da un incremento degli interventi educativi e di supporto al benessere o alla cura, che sia individuale come donna, perché restiamo donne anche quando diventiamo mamme, che sia individuale come professionista, che sia familiare come nucleo di cui mi faccio carico. Io ti faccio una domanda di chiusura rispetto a questo intervento. Ti chiedo di lasciarci assolutamente contatti, riferimenti di queste interviste, qualora fossero pubbliche, in modo da potervi accedere in maniera insomma autonoma e sentire racconti, perché poi tutti noi sappiamo quanto la narrazione
faccia la differenza. Ti ringrazio per aver usato dei termini che già generano cambiamento, hai parlato di processi, hai parlato di sistemi e non di struttura, hai parlato di persone e quindi non abbiamo più distinto il ruolo che assumiamo come mamma, come lavoratore, come cittadino, come professionista, hai parlato di rete, hai parlato di unione e non più insomma di aggregazione di interessi, perché l'unione, l'aggregazione, l'alleanza e il partenariato sono due concetti molto diversi che speriamo insomma in qualche modo di portare sul nostro territorio. E ti chiedo però a questo punto, giungo alla parola chiave che è nodi. Perché nodi rappresenta wealth care? Ma allora, li vedrei come nodi di una rete, quindi di fatto abbiamo perché nessuno può trascendere dal proprio territorio. Cioè, poi tra l'altro la pandemia è arrivata quasi, adesso lo dico in modo con tutto il rispetto per quello che ho portato, però in alcuni aspetti quasi ci ha dato la ragione su alcuni processi, nel senso il fatto di essere presenti in maniera anche fisica, in modo vicino al territorio, con delle aggregazioni di risorse, di persone, di sistemi, ha permesso anche in un momento in cui onestamente pochissimi hanno saputo reagire e nessuno si aspettava come il primissimo lockdown, di portare di fatto un supporto, perché si era creato ormai un'aggregazione che equivale a un nodo molto, molto forte, molto riconosciuta sul territorio. Però ecco, ci tengo perché è stato un aspetto molto, molto importante su questo progetto il fatto che i nodi facessero parte di una rete. Quindi l'idea di scambio continuo tra questi 5 poli e il welfare community manager è servita primo per farli sentire parte di un processo, per non fare, perché poi le difficoltà ci sono, non ce le nascondiamo, quindi anche per non far sentire delle persone sole in una realtà, quindi una dinamica di scambio e di capacità di mettere a sistema le soluzioni che più erano state efficaci ed efficienti sui territori, è diventato poi l'aspetto forse più forte, quello che più rimane anche sul territorio, cioè la capacità di chiedere e di lavorare assieme, di coprogettare. Su questo diciamo i nostri welfare community manager sono stati pionieri, e quindi sì, Nodi ha un senso perché ha un senso di coinvolgimento, di aggregazione in un luogo spesso anche fisico che è proprio del territorio, quindi ci sono stati anche esempi di riqualificazione territoriale e di partecipazione giovanile, che non era un progetto pensato per quello, però di fatto l'idea di cominciare anche a prendersi cura dei propri spazi è stata una cosa che in molti, in quasi tutti direi, i poli è stata molto partecipata anche da un punto di vista molto giovane, quindi anche con la partecipazione della categoria che spesso si maltratta di più dicendo che non sono attivi e non sono propositivi, però nodi di una rete, quindi in relazione tra di loro, perché questo credo che sia una parte decisamente importante anche per un benessere di chi lavora a questi sistemi. Quindi e soprattutto probabilmente queste nuove generazioni, se le ascoltassimo di più di interventi e di innovazione, ne sanno tanto. Io ogni volta che lavoro con giovani all'interno delle scuole, e parlo di giovanissimi, quindi noi interveniamo proprio all'interno prima parlavamo dei 135 anni che ci vogliono per superare il gender gap, i tuoi nipoti, e quindi è per questo che l'intervento nelle scuole diventa essenziale, certo. no? Perché gli stereotipi di genere, i pregiudizi, i metodi collaborativi, l'idea di aprirsi ed essere flessibili, e soprattutto la lettura, che credo sia stata un po' la chiave del vostro successo, degli imprevisti come nuovi risultati. Quindi non vado a vedere il problema, ma vado a scovare la soluzione, una nuova soluzione che trovo, credo che sia la più grande garanzia poi di sostenibilità nel tempo, al di là l'ascolto, cioè effettivamente come dici tu, se le persone si sentono ascoltate, se gli viene
chiesto un parere e dopo averlo chiesto li si ascolta, diventano anche partecipi della soluzione che loro stessi trovano, quindi diventano in prima persona protagonisti. Ed è il motivo per cui sono nati da questo progetto che tuttora rimangono patti di sussidiarietà per spazi pubblici gestiti da cittadini, gestiti da gruppi genitori, gestiti da ragazzi dalle scuole medie in avanti, quindi sono esempi anche virtuosi di presa in carico del bene pubblico. Ecco. Assolutamente, dobbiamo trasformarci come istituzioni, come cooperative, in luoghi di opportunità e non luoghi di azione, perché l'azione la devono fare le persone che dentro vivono. Ultima domanda, perché hai aderito alla nostra ricerca? Ma allora un po' secondo me va in continuità con quello che ho detto, cioè io credo realmente che se ognuno, per quanto possa essere un professionista, un creativo, un innovativo, però lavora solo nelle sue dimensioni, perda più del 50% del suo lavoro, cioè io credo fortemente nel confronto, nella contaminazione, quindi l'idea di poter mettere a disposizione quello che si è fatto e contemporaneamente mettersi in ascolto di quello che è stato fatto la trovo sempre vincente a livello locale, ma anche a livello di provincia, regione e di nazione e di mondo in realtà. Quindi l'idea di partecipare a degli spazi di condivisione di buone pratiche, ma anche non fossero buone pratiche, anche fossero condivisione di fallimenti, rimane comunque una parte integrante di un approccio che è di ascolto, anche di chi appunto ha fatto esperienze simili o ha risposto in maniera diversa a problemi simili in altre parti del paese, e rimane una parte necessaria per riportare di nuovo il circolo del pensiero, no? Quindi l'innovazione nasce da un pensiero, si agisce, si valuta, si monitora e poi in teoria si riparte, quindi avere di nuovo anche linfa rispetto ad altre esperienze. Io credo che questa sia una parte sicuramente importante, spesso anche la lasciamo tutti un po' da parte perché siamo sempre in una routine molto pressante di azioni da fare, però io credo che sia un aspetto fermarsi un attimo e vedere quello che è stato fatto, quello che è possibile esportare, quello che è possibile importare in maniera figurata e non, penso che sia una parte davvero importante del nostro settore, in realtà della vita, però del nostro settore in particolare. Narrazioni generative. Concludo con questo e ti ringrazio davvero tanto, Chiara. Grazie a voi. Un appuntamento di Le parole del welfare.